Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi parleremo di un termine molto usato soprattutto in ambito scolastico o d'ufficio. Il termine in questione è punessa. Con il termine punessa si intende la puntina che si mette sul sughero per appendere i fogli per lasciarli lì in bella vista in bacheca. Il termine deriva dal francese punoise, che vuol dire cimice. A sua volta il francese deriva dal latino putinasius, che è una composizione di due parole, putire, puzzare, e nasus, naso. Tutto questo perché è riferito proprio al classico odore molto forte che fa la cimice quando viene uccisa. Perché? Perché questo termine è legato in questo modo alla puntina da disegno? Perché il movimento che si usa col pollice per conficcare la puntina all'interno del sughero è lo stesso principalmente che si usa per schiacciare una cimice. Tutto qua. Detto questo io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e come si dice sempre a Napoli, ciao brim!